Il virus gira, i contagi aumentano, ma la sfida è di fornire un servizio all'altezza, eliminando progressivamente gli hub e riportando più reparti possibili alla loro funzione originaria. Pietro Girardi, direttore generale dell'US Nova Scaligera, nel prevedere nella peggiore delle ipotesi la conclusione di questa ondata di Covid per fine febbraio, spiega come sta organizzando l'azienda sanitaria di Verona e provincia. Il progetto è quello di cercare di fare in modo che il sistema regga anche senza gli hub. È chiaro, è evidente che deve reggere, per cui se non regge restano aperti gli hub, un po' quello che abbiamo sempre detto. Poi è anche vero che in alcuni casi gli spazi che in questo momento stiamo utilizzando devono tornare alla normalità. Mi riferisco per esempio a quello che è successo con la fiera a Verona, per fortuna ce lo possiamo permettere, non so se mi spiego, e quello che probabilmente succederà a breve anche per quanto riguarda il palazzetto dello sport di San Bonifacio, dove sicuramente dovremo trovare un'alternativa, ma ben venga questa possibilità, perché vuol dire che abbiamo ripreso la nostra vita ordinaria. Riguardo alla possibilità di effettuare le terze dosi di vaccino, possono prenotare i cittadini dai 40 anni in su, affidandosi al sistema informatico per il calcolo della prima data utile. Una persona ha possibilità di prenotare, ma deve andare a prenotare prestando molta attenzione alla, come diceva il direttore generale, che siano compiuti 180 giorni, perché se insiste nella prenotazione di qualche giorno prima viene respinto. Quindi attenzione a fare voi, chi prenota deve farsi il calcolo dei 180 giorni maturati e scegliere una data oltre il 181esimo giorno.